giro di poco tempo abbiamo fatto talmente tante cose che penso che in tanti posti non si sarebbero riusciti a fare, solo degli arenesi riescono a concludere così tanto in poco tempo. Io adesso vi leggo queste poche righe che ho scritto stamattina, dove vorrei riassumere il concetto della nostra lista e presentarvi il nostro lavoro. Chiaramente è riconoscibile, è il nostro monumento ed è una cosa che è Dariano dalla notte dei tempi, lo conosciamo tutti, lo vediamo tutti, forse un po' distrattato, però c'è sempre. Io queste righe le ho messe giù e le ho dato un piccolo nome, un piccolo paese che pensa in grande. Secondo me Ariano è un grande paese, è stato per anni in testa a tanti altri paesi del Delta e con gli anni pian piano purtroppo si sta spegnendo. Cercheremo sicuramente di non farlo spegnere, non vogliamo essere fanno di coda in nessun altro paese, vogliamo ritornare ai fasti di una volta, vogliamo riportare le persone nel nostro paese. Io ho 41 anni quasi e ho memoria di tutti i parenti che tornavano ad Ariano durante il periodo festivo, durante i vari agosti che c'erano arianesi, e Ariano si ripopolava. Tornavano tutti qua, tornavano tutti da dove erano partiti, dove avevano le radici, dove avevano i parenti, dove avevano la loro storia. E vorrei veramente riportare Ariano come una volta. Adesso scusate l'emozione, io vi leggo queste poche righe, tra l'altro sono anche un po' calciato col microfono, cercherò di fare il possibile, e soprattutto ho lasciato a casa gli occhiali. Esattamente. E ho lasciato a casa gli occhiali che non pensavo che servissero oggi. Allora, gentili arenesi, vi presento, mi chiamo Fecchio Alex, classe 1983. Sono sposato e sono papà di Anita e Giovanni. Sono un umile servitore dello Stato e sono qui insieme a queste fantastiche persone per dirvi che da oggi nasce un nuovo progetto. È con grande orgoglio e responsabilità che mi rivolgo a voi per presentarmi e per porgermi al vostro servizio. Ritengo di essere una persona appassionata e determinata, con una lunga esperienza nel servizio pubblico. Ritengo di essere una persona obiettiva. Proprio per questo il mio obiettivo è quello di lavorare per il benessere e lo sviluppo della nostra comunità, garantendo trasparenza, efficienza e partecipazione. Sono consapevole delle sfide e delle difficoltà che il nostro territorio sta affrontando, ma la convinzione che insieme possiamo superare tutto e costruire un futuro migliore per tutti è concreta. Con la lista siamo aperti al dialogo e pronti ad ascoltare le vostre esigenze e le vostre proposte, perché credo che solo attraverso la collaborazione e la condivisione possiamo ottenere risultati importanti. Credo e crediamo che amministrare sia servizio e non gestione del potere come spesso taluni fanno. Noi proponiamo il nostro progetto per un paese diverso, un paese amministrato con trasparenza, legalità ed efficienza, sostenuta e controllata dalla vostra partecipazione. Un paese che difende con vigore il territorio, che tutela con energia l'ambiente, che potenzia i servizi sociali. Un paese capace di aiutare le famiglie più bisognose, i giovani, chi ha difficoltà nelle proprie attività, che incentiva il turismo, promuove il progresso culturale, sostenendo la scuola e la pratica sportiva. Il nostro programma elettorale riassume l'aspirazione, la volontà e la progettualità necessaria per trasformare Ariano in un paese dove vivere il territorio e valorizzarlo, dove si ritrova la voglia di stare insieme e il senso di sentirsi parte di una comunità unica e unita, che ricorda il suo passato ma non ha paura di cambiare, che immagina un futuro migliore e lavora per costruirlo. Vi assicuro che metteremo tutto il nostro impegno e la nostra dedizione per svolgere al meglio il ruolo che ci verrà affidato, con il vostro consenso, lavorando sempre nell'interesse della comunità
e nel rispetto dei valori della democrazia e della giustizia. Valori che per noi sono essenziali e racchiusi nel nostro simbolo elettorale, che ci rappresenta. Se è vero che 100 anni per la storia non sono che un giorno, per l'uomo basta anche meno per smettere di ricordare. I più nemmeno ci faranno caso e continueranno a non avere idea della propria storia, ma proprio il sacrificio di questi caduti. Tra meno di un mese abbiamo l'opportunità di decidere democraticamente il nostro futuro. Il diritto al voto non è scontato ovunque. Il monumento dei caduti di Ariano è memoria del nostro passato. Il sole che sorge alle sue spalle è l'inizio di un nuovo giorno. Questa è la lista civica Siamo Ariano. Grazie mille.